Bella raga, ciao a tutti da Ucumendo Venetiane. Adesso siamo a NXT ragazzi, finalmente ci siamo e adesso si gode. Ok. Eh, ok. Build Mod ha detto cose molto positive. Voglio ancora mostrare cosa ti assegnerò 4 match questo mese. Fai il tuo meglio, ti metterò in un match per stabilire il contendente numero 1 al titolo NXT. Ok. Ci provo. Commenda Veneziano vs El Ondero, ragazzi. Vai al match. Dovrei avere forse le entrate qua, spero. Vediamo un po'. E si parte, ragazzi. E si parte. Il cume è bello cazzuto e cattivo. Ok. Eccolo qua. E si comincia, ragazzi. E si comincia. Siete troppo piano, però ho paura. Adesso dopo vediamo nel video. Il cume è bello incazzato il cume. Ok, dai che ci siamo. Eccoci qua, WWE NXT, ragazzi, entra. Ah, non ho ancora. Perché non ho ancora l'entrata figa, però? Non è così da me, forse ancora non c'è l'entrata figa NXT, perché non è proprio così come costume, eh? Tararararara, siamo qua, siamo là. Eccolo qua, ragazzi. Non è questa l'entrata. From Milan, Italy. Non è questa. Non capisco il perché. Ho sbagliato io e non l'ho fatta. No, forse boh. Vabbè, niente. Ciao. Buono, comunque questa canzone, visto che non si possono mettere canzoni, questa è quella dell'Evolution, che mi piace un casino. Fioi, vai. E Londero, non ha l'entrata in Londero. Però che grafica, ragazzi. Che grafica. Che grafica. Sì. Vai che siamo nel ring, ragazzi, di NXT, ci siamo. E adesso si domina. Vediamo queste nuove promesse del wrestling. Voglio vedere un attimo una cosa, attenzione. Ariola, c'è scritto difficoltà normale. Perché ho letto sul forum sta cosa, normale, vabbè. Però, non sembra proprio normale, non capisco se è un bug o cosa. Ok, va benissimo. Vai ragazzi. Vai. L'ha vinta lui, il porco. Wonder. Super come. Ha vinto lui, ha vinto il porco. Stavolta ha vinto il porco. Aia, questa è abbastanza dolorosa. Aia. Catroia. Però forse, da quello che ho capito, cioè, proprio perché è bloccata, per me proprio non ha difficoltà sta modalità. Forse, non lo so. Comunque, insomma, bene che ci alleniamo anche a normale, tanto su 15 anni di carriera abbiamo tempo di fare leggenda, ma non mi sembra proprio facilissimo. Per quanto ho vinto 4 match su 6, però sono tutti combattuti, ragazzi. E sono anche scarso perché ho 58 di totale. Grande culo. Grandissimo. Gorilla Kumenda. Gorenda Kulenda Slam. La Kumenda Slam. E si gode. Beh, e Londero l'ho battuto anche la prima, quindi insomma. Ciao. Buono, lo sto silurando, fioi. Lo sto silurando di brutto. Pam! Bye bye. Eccoci qua. Vai di suplex. Che cazzo fai, Kuma? No! Merda, qua ha fatto un errore imperdonable.
Troppo presto. Qua soffro. Maledetto Rey Mysterio taroccato. Questo è il Rey Mysterio taroccato. Che sporo qua, mi ha fatto una mossa che non l'ho proprio capita. Eccola là. No, stavolta l'ho parata, amor mio. Amor mio, basta io. Porco. Ok, qua l'ho abbastanza massacrato. Che cazzo faccio? Ho sbagliato. Grande come Bababim. E si gode. Vai. No. Me l'ha parata. Cosa ho buttato via? I coglioni. Secondo me non c'è difficoltà in questa modalità. Che sporca. Porca puttana. No, beh, non posso perderla però così. Merda, ecco. Adesso sto qua. Alla special. Troppo presto. E c'ha la special, bene. Meno male che mi sono salvato in corner. No. Aia. Sto rischiando di perdere il primo match a NXT. Lo stavo dominando. Non so come. Ancora, attenzione. Bravo Come. Ha fatto una gran cosa. Grande. Dai. Sono stanco però, il primo match con la gente, il primo match col pubblico. È anche normale essere un po' emozionati. Boom. Figlio di una brontosaura. Troppo presto. Non ce lo fa. Ai. DDT pesante. Brutta DDT. Qua si soffre, ragazzi. Meno male che è stanco anche lui. Sì. No, no, vabbè, c'è qualcosa che non va. No. Ma dai, tu, non ci credo. Mi ha fatto la finisher. Addio sogni di gloria. Addio sogni di gloria, Kuma. È finita. Aia. Bravo. Un po' di cuore, suplex, ma me ne sto veramente, sono massacrato, fioi. Prova a fare uno schieramento che non ci può essere, è chiaro. Rope break, come andiamo. Dai, ancora suplex, mosse semplici adesso. Proviamoci, anche lui mi ha fatto una finisher, però non ha sfruttato l'occasione. Non devo dargli fiato. 94. Non devo dargli fiato con queste mosse qua. Vai, ce l'ho anch'io. Sono distrutto però, fio. Insomma, massacrerà che match, fio. Che match che vengono fuori. E siamo contro le pippe. Cosa ha fatto? Cosa mi ha fatto? Non l'ho proprio capita. Ho perso. Sì! Mi salvo ancora. Mi salvo di culo. Aia. No, vabbè, però. Purtroppo i reverse sono duri. No, questa non era troppo tardi, però non mi può andare sempre bene, però. So essermi imparato, sinceramente. Eccola là. Grande come ti amo.
Sì. Grande Kume, grande. Incazzati Kume, incazzati. Bravo Spinebuster! Spinebuster! Ti prego all'ultimo! 1, 2, 3! Si va a vincere! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto ragazzi? Cosa ho fatto? Che sofferenza ragazzi, che sofferenza. Che sofferenza. E ce l'abbiamo fatta. È fatta. Prima grande vittoria kumendiana a NXT. Continua. Grandi ragazzi, grandissimi, grandissimi, ancora grandi. Mamma mia quanto ho rischiato, però quanto ho rischiato. Straordinario. Followaway, ok, 1000 ne ho praticamente, bene. Ok, era un inizio, vero del potenziale. Tengo che vittoria avrà il match per stabilire il contendente number one. Ok. Ok. Che sofferenza di match però, mamma mia che sofferenza di match. Un match ad alta tensione. Ok. Follower ci sono. Buono. Ok. Siamo a seconda settimana di maggio. Vai. Guarda Seth Rollins, Big, Bodai, tutte queste superstar di Raw hanno iniziato come campioni NXT. Questo è il tuo obiettivo, vinci il titolo NXT e difendilo. Triple H lo noterà sicuramente. Beh, mica provo, cioè. Oh, siamo contro Tommy Muro, ragazzi. Siamo contro Tommy Muro. Non facciamo le entrate perché tanto sono fanno a cagare. Poi comunque c'è il pericolo, come si dice, dei copyright della minchia. Ah, siamo contro che sbortoni Muro, quello da il fisicaccio proprio. Vediamo. Vai Tommy Muro. E l'ha vinta io. E la vinco io. Perfetto. Inizio di match scoppiettante, ragazzi. Mi ricordo che l'ho battuto Tommy Muro, mi sembra. Tommaso Muro. Dai, spammiamo e chi se ne frega. Ciao, amore. Okay. Vediamo se ce la faccio. Boom! E il Kume vola. Buono, buono, buono. Grande. Veramente Tommy Muro. Mi ricordo che andavamo andati bene. Dopo abbiamo un po' recuperato. Qua Tommy fa la grande cosa. Bravo Tommy. Ciao ciao Tommy Muro. Bravissimo. Vai che vai di suplex. Oh, suplex. Oh man. Ragazzi, Tommy Muro è ancora il 5.4%. Per avere una finisher. Non possiamo sprecare questa occasione. Ecco. Come stai zitto. Aia. Aia. Oh, fioi. Oh. Basta. Ciao, ciao. Sembra un match tranquillo, ragazzi. Sembra un match tranquillo. Buono. È già arancione. Poi arrivano messaggi. Poi arrivano messaggi sexy, mi arrivano. Buonissimo. No, stiamo veramente... Cioè... Lo stiamo dilaniando. E io godo, io godo. E ancora suplex. Quanto mi piace il suplex, ragazzi. Quanto mi piace il suplex.
Chokeslam, 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 come andiamo? Andiamo a chiuderlo. Oh. 1, 2, si salva. Si salva. Non ce la fa. Archeo! Archeo! E il Cube chiude. Ha massacrato Tommaso Muro. Difficoltà con Rey Mysterio Tarocco, ma con Tommaso Muro è fatta. The Champ win. Mamma mia come è partito veneziano. Mamma mia come è partito veneziano in NXT. Come siamo partiti, raga. Come siamo partiti. Signori, this is Cube, The Man. Grande, guardatelo ragazzi, gasatissimo il Cube. Gasatissimo. Grande vittoria, fioi. Grande vittoria come indiana. Buono, buono, buono. Devo trovare qualche gnocchi in spogliatoio proprio. Non ci sono gnocchi in spogliatoio. Straordinario, straordinario. Perfetto. Sembra di quanto pensassi. Buono. Di sicuro organizzerò qualcosa. Ok. Grandi, facciamo ancora all'inizio, però bene, questa modalità mi sta piacendo tantissimo, cioè indipendentemente dalla difficoltà o no, che capiremo se non c'è difficoltà o se va settata una leggenda, ma ci può anche stare, per allenarsi va anche bene all'inizio, quindi non è un problema. Molto bene, terza settimana. Ok, perfetto, siamo quindi giusti anche con questo. Qua i potenziamenti, vediamo. Abbiamo anche i VC, perfetto, buono. Niente dai raga, nella prossima cosa ci potenziamo il tutto. Un saluto dal commendone veneziano. Ragazzi, la carriera è cominciata per davvero. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.